Près de Corot, en bordure de route, une clairière, deux meules, un homme, Guillaume Rossi, 78 ans, jadis charbonnier. Il possédait une coupe de bois, vendre des bûches ne convenait plus, alors le feu antique s'est allumé en lui et il a décidé de faire de ce bois du charbon. Io non sapevo nulla del mestiere di Guillaume Rossi e del suo cognato, Lorenzo Fieri. Noi siamo scarsi, quelli che hanno conosciuto un Fiumorbo, un'Orezza, quindi in tutte le loghe macchiose, quelle squadre di carbonari italiani venuti in Corsica per fare carbone da mandare in Italia. Alla partenza c'è una taglia di legno, dopo si sceglie un terreno unito e solo, si spiana, si pulisce e si comincia a alzare carbonara. 3 legne ficcate in terra, una treccia di ambella e bocca a cantondo fino alla cima. I viodi di fuori saranno come tutta la legna coperti un mischio di terra e di frasche. È buona per far tirare, secca, fa assai genera, non lascia passare acqua e a fuoco avviarata. Tagliato in inverno e da fino a maggio la legna è accatastata e si lascia seccare un mese o due, anche di più. Per avere carbone in quantità, ci vuole che il legno non sia né troppo verde né manco troppo secco. In generale si scomperto il legno in 3 cataste, dura, tendero o deoso. Ciò che provate qui pare qualcosa di un'altra epoca, all'epoca dell'elettricità, del petrolio. Non se ne faccio più allora, non c'è più niente per farlo. I vecchi sono morti, se non è qualche vecchio che resta. Di avere fuoco carbone nel 1977 pare un affare dell'altro mondo, non trovate mica come si fieri. Capisco che è così. Prima ce ne faceva massa, ogni bottiglia di casa era un sacco di carbone, erano anche lui. Un caso potete spingere. Boh, ma allora voglio che c'è troppo gas, che c'è troppo così, che c'è troppo là, perché poi vado a carbone ora? Ma mantiene Mantiene che? Mantiene la famiglia. Si vende sempre il carbone? Sì, si vende. Perché? A 18 a 20.000 franchi 100 kg, si può vendere. Ma chi ne fa una gente? Se ne vede più fame? Gli statini comprano, ne comprano assai. Per fare così, o porto del mare e tutto. Ce ne assai che lo comprano. Io, un anno come sono 4 tonni, se era già pronto mi pigliano subito. Chi legna so? È tutto leccia, scoppa e arbitro, è l'eterno. Da un giorno che vi vado a donno in terra, un giorno per scarbonate, quanto c'è tempo? Ci ho contato 10 giorni. Entro a Rezzalla, di una lampiata, e dopo scarbonarla, e poi conto di giù, 10 giorni. Tutte queste legne mi paiono tazzate alla Poi stessa sono tagliate lunghura. a poco presso tutte le stesse. E dopo mi pare anche un'arte per poi le espone così, no? Ci vuole un mistero. Sì. E io non ci ho mica pigliare a rimbalzo. C'è un segreto, no? Ci ho riempito il più possibile, che non ci sia mica troppi tapponi dentro. Ma allora, sotto la bille qui, chi c'è? Cioè, i pezzi più grossi. Ah. Perché prima mi tieni i rossi. Ma tutte accadastate o... No, tutte ingirate, tutte all'ingiro pienamente bene. La fabbricazione del carbone è vecchia quanto al mondo. 200 anni innanzi a Gesù Cristo, Plinio, l'autore latino, ne spiegava a maniera che fa, che è firmata fino a oggi. La legna secca tiene acqua e ossigeno per più da metà del suo peso. Ciò che fa è che bruciando una rende parte di calore se ne va e in cunello la legna perde la sua potenza di calore. Quando la rugia affuata a circa 300 gradi muta in gas che accendono e in carbone.
Più il legno è duro, più è pieno e più darà carbone. La carbonara è pronta, mancava la scaletta, eccola. Rossi si sale, riocca un germino, 2 o 3 bancate di rusta pigliata in una carbonara di Giancese. Un tempo un fume si besa e le gira a principio e dopo più zeppo. Quando la sima è cotta, si tuppa l'orifice e si aprono 2 forni perché lo tirghi. Ogni tanto Rossi con la nanta scaletta da quassù miracceglia la carbonara. Pare che lo li balli e secondo me li balla. Ed una carbonara così, quanto ci... Qui si può essere 12 o 13 cantari. E quanto tirate carbone? Vabbè, da 12 a 13, una tonna e 300 kg o 400. E di legna allora, quanto ne mettete a poco presso A che poco presto ci vuole 5 cantari di legna per fare un cantaro di carbone. Siete sempre stato carbonari voi, no? Sempre. No. Sono andato anche in giornata, sono andato anche travagliato anche questo, sono stato strano, ma mi è piaciuto sempre essere a me conto. No, mica sempre. Aveva era 20 anni passati che avevo quittato. E perché eri pigliato? Perché avevo comprato sta macchina per farmi i vendi e allora questa qui è troppo a me faccio un carbone. Ah. E allora quest'altra di tutti da tagliare i rossi per portarla a casa come vendi per l'inverno. Quanto ne di carbonara? Ora per il momento faccio questi due sono. A stagione per voi, quando comincia? A stagione. D'abitudine si faccio io, a Nantes si comincia il 3 novembre a tagliare, a preparare. E si finisce? Si finisce, certe volte veniamo ancora di luglio, quando eravamo nella foresta Maiò, eravamo 10 e 12, si compia un mese di luglio. Si trovano sempre oggi all'ouvrieri per fare questo taglio qui? E no, si ritrova più, è qui là, si ritrova. Allora, che siete entrati a qui? Qui sta, è giusto, per fare carbone, per bruciare sta legna, Come si chiama qui? una carbonara. No, ma tutta questa legna nanto così va. La carbonara, la chiamano, la carbonara. Quando noi ne diciamo che le abelle. A pelle è giusto un pure. Allora ciò che si vede è a pelle la carbonara. E dopo ci mettete chitarra. Dopo si mette a voglia, a nanto, si fa un calzolo sotto prima, come hai fatto stamane qui. Quando il calzolo è fatto, si mette a voglia e si comincia a mettere a terra a nanto. E fuoco liate quando? Qui il fuoco dopo domani. E carbonaro quello che vive notte e giorno, durante una settimana, quasi carbonara, sapendo che ognuno è differente dell'altro. Al capo della seconda notte ci vuole essere più attenti. Dentro brucia quanto è l'inferno, tanto il carbonara aspetta a vocolare, sino a bere al germino che torna rosso infierato. Benissi una sbuffolata, a carbonara con il fuoco e si urta a sicudera. Sono persi brutto e fuoco. Quando un fumo che sorte dai tufoni da gialliccio torna turchino e chiaro, ci vuole ciò è tutto. Non si è più bere che un filo di fiume. Un giorno lui e un carbone è abbastanza rinfrescato per essere cacciato, tanto ci vuole scalzare, sfasciare, certe urte spegne, rastellare e empie i sacchi. Un carbone vancuto e duro, luccicante e canta. Sta sopra acqua e brucia senza fiamma. E contate fa lungo tempo? Ah no. Taglio 78 anni, credo che ne abbia abbastanza. Allora, vado per quello come volta e basta. Ma sapete che è divorziato
una lezione. Ci hai ideato una lezione? Ieri, Anche a ce me ne perché parecchi, un po' di anni fa, ma non hanno coraggio. Ci sono i giovani che sono a treno e non si danno mica le mani a fatto. ma la lezione Allora, che voglio parlare io è quella di gente che gli piace sempre la vita ora e i tempi. e quella, sono stato abituato così. Vedete che tu qui stasera devo parlare a casa, dopo devo parlare all'orto. Allora non posso mica stare, in paese non ci posso mica stare a promenare. A dirla franca, carbonare non è un mestiere, è un'arte. E Rossi e Fieri mi hanno imparato che per farlo ci vuole conoscere parecchie cose, saper calcolare. E guardandoli fa, mi sono visto che lo Giuliesse no bella studi e al di là aveva un vero istinto che l'hanno imparano per fare un acciaio di certitudine e di nobiltà.